Nuovo sopralluogo questa mattina del presidente Zaia dei vertici ANAS al cantiere di Ponte della Priula. A giugno la riapertura, il presidente la mattina sarà aperto a bici e pedoni, il pomeriggio alle auto. Ruba una macchina e finisce la corsa contro il cancello d'ingresso di Villa Margherita e poi tenta di scappare a piedi, giovane 23enne fermato dai carabinieri. Catturato al suo rientro in Italia dalla Francia un ladruncolo di 26 anni che a Mogliano in poco più di 2 anni ha compiuto 12 furti in negozi e studi professionali. Parcheggio selvaggio vicino alla sua abitazione, un pensionato di Oderzo si è fatto giustizia da solo ma è stato denunciato. Tragedia questa mattina in un cantiere, un imprenditore di 67 anni accompagnato al lavoro i suoi operai si è accasciato a terra ed è morto, il dramma a Onigo di Poderoba. Torna a Treviso la storica corsa dei camerieri, la novità, una mostra fotografica che racconta oltre 50 anni di sfide, tutte consumate l'unico giorno dell'anno in cui tutti i camerieri erano in libertà. Ponte di Piave festeggia i 103 anni di nonna Antonietta, il suo segreto dice lavorare tanto e mangiare poco. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli lo avete sentito in primo piano, nuovo sopralluogo questa mattina del governatore Zaia a Ponte della Priula per verificare come proseguono i lavori di restauro, a giugno la riapertura. I cittadini potranno andare a piedi e farsi una foto in mezzo al ponte. Pensate, è una roba unica, no? Io c'ero, no? Faremo le magliette, ho scritto io c'ero, ma guardate, è una roba storica, quindi l'idea è quella di fare una giornata dedicata ai eventi, poi il pomeriggio sera di quella domenica si aprirà e inizierà la circolazione. Il governatore Zaia immagina così la giornata inaugurale del nuovo ponte della Priula rimesso a nuovo. A giugno la riapertura, il presidente del Veneto auspica una prima parte della giornata con la struttura a disposizione solo di pedoni e biciclette per poi lasciare via libera ai veicoli. Nuovo sopralluogo stamane sotto la pioggia di Zaia con i vertici di ANAS per vedere da vicino come proseguono i lavori che si avviano ormai alla conclusione. Quello che verrà restituito ai cittadini sarà un ponte nel ponte con un abito d'epoca e un'anima nuova d'acciaio, ha spiegato il governatore. Che quello che vedete è un recupero storico, sicuramente l'estetica è quella originaria, le strutture sono quelle originarie, però immaginate, ditelo ai cittadini che lì sotto c'è un ponte fantasma tutto in acciaio, perché non lo si capirà, perché non lo si vede. Il vecchio ponte è stato svuotato, la parte superiore degli archi è stato poggiato un nuovo ponte in acciaio. Una struttura che prevede anche la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale. Abbiamo fatto una nuova sezione stradale con 2 corsie da 3,75 m e 2 piste ciclopedonali da 1,60 m, uno per ogni lato. Contemporaneamente alla riapertura del ponte verrà smantellata la viabilità alternativa del bypass Bailey. Il presidente della provincia, Marconna, auspicando che il prossimo cantiere per la ristrutturazione di un ponte sia quello a Vidora, ipotizza che il bypass possa essere installato proprio qui durante i lavori. Viene smontato, ma come diceva prima il presidente Zaia, potrà essere riutilizzato in altre occasioni, dipende dall'occorrenza. A Vidora per esempio? Non è detto, vediamo come va il monitoraggio. I cittadini di Susegana e dei comuni limitrofi attendono da maggio dello scorso anno la riapertura di questa importante infrastruttura. Ti rendi conto di quanto importante è una cosa quando viene a mancare, ha sottolineato il vice sindaco di Susegana, facendo riferimento allo scorso autunno quando a causa del maltempo venne chiuso anche il Bailey per quasi 2 settimane. E di fronte ad un'opera che torna a nuova vita si pensa ad altri progetti come quello della Venezia-Monaco. È strategico, però è altrettanto vero che il dibattito col territorio va affrontato, nel senso che non si possono calare opere sui territori così delicati e così, come si può dire, vincolati come quello che è il patrimonio umanitario, quindi Dolomiti UNESCO. Siamo alla cronaca, ruba un'auto e finisce la corsa contro il cancello d'ingresso di Villa Margherita, poi tenta di scappare a piedi il giovane 23enne fermato dai carabinieri. Una folle corsa con un tasso di alcol nel sangue di 1,52. Un 23enne di origini brasiliane ha rubato un Alfa Romeo Stelvio a Carbonera.
e poi si è diretto verso Treviso. Ha percorso Viale Fellis e poi ad un tratto ha sbandato e dapprima ha buttato giù una fermata del bus, poi è finito contro uno dei cancelli d'ingresso di Villa Margherita. L'auto ha terminato la corsa dentro un fossato. Non contento, il ragazzo ha tentato la fuga a piedi, ma a dare l'allarme è stata una guardia giurata che ha allertato i carabinieri. Il 23enne è stato fermato poco dopo da una pattuglia dell'Arma. Il danno è ingente. Un danno enorme, io ringrazio gli uffici perché già da questa mattina erano al lavoro per ripristinare sia l'illuminazione pubblica, perché è stato abbattuto anche il lampione, è già stato ripristinato, ma c'è un danno enorme nella recinzione, nel cancello d'ingresso di Villa Margherita. La stima indicativa è di oltre 20.000 euro che temo ricadrà ancora una volta sulle tasche dei nostri cittadini trevigiani, a meno che questa persona non abbia un'assicurazione, ma qualche dubbio mi viene. Tra l'altro il giovane, prima di prendere la Stelvio, aveva rubato un'altra auto, un'Honda Civic a Treviso, in via Castello d'Amore, e si era già schiantato contro uno spartitraffico a Carbonera. La sua nottata è terminata a Villa Margherita. Il sindaco Mario Conte: la nostra priorità è sistemare il danno di uno dei luoghi simboli di Treviso, ed intanto il primo cittadino pensa anche alla sistemazione e valorizzazione della villa stessa. Ho già un paio di progetti sulla scrivania qui in municipio, perché comunque è una villa molto attrattiva che fa gola a tante belle realtà della nostra città. L'obiettivo è quello di dargli uno scopo e nei prossimi mesi definiremo quale sarà il percorso per poterla valorizzare al meglio. Qualche idea il sindaco già ce l'ha. A me piacerebbe per esempio che Villa Margherita diventasse la casa dei prodotti tipici locali, piuttosto che un luogo adatto ad ospitare anche ordini professionali. Tante sono le soluzioni sul tavolo, valuteremo insieme ai protagonisti del territorio quale strada percorrere per poter valorizzare al meglio la villa e il suo parco. Catturato al suo rientro in Italia dalla Francia un ladruncolo di 26 anni che a Mogliano in poco più di un paio di anni ha compiuto 12 furti in negozi e studi professionali. 12 colpi tra il giugno del 2016 e il gennaio di quest'anno, compiuti senza neppure l'accortezza di coprirsi il viso o rendersi in qualche modo irriconoscibile. Sono quelli contestati dai carabinieri a un 26enne italiano di origini marocchine nella zona di Mogliano Veneto. L'hotel Villa Stucchi, un negozio di toilettatura per cani, una cartoleria, anche il negozio di scarpe Pittarosso, alcuni studi professionali. Questi gli esercizi presi di mira e da dove sono stati sottratti a più riprese contanti, circa 2.000 euro e 2 computer. Nei giorni scorsi i carabinieri lo hanno arrestato eseguendo un'ordinanza emessa dal Tribunale di Treviso. Quello che risalta è, come diceva anche il GIP nell'ordinanza, l'eccessiva spregiudicatezza del soggetto, il quale non si faceva scrupolo, pur essendo conosciuto, a entrare nottetempo negli esercizi commerciali o nelle strutture ricettive oppure in esercizi professionali e a sportare denaro o altri beni che trovava all'interno. Questo nonostante fosse tra l'altro conosciuto, come dicevo, e anche sottoposto a un avviso orale. Sono stati proprio i filmati delle telecamere di videosorveglianza a incastrarlo. I carabinieri erano a conoscenza della sua identità da tempo, ma il 26enne residente a Mogliano e che a settembre era stato condannato per un furto di monopattino in un altro negozio ancora, aveva intanto trovato rifugio all'estero e per questo non è stato facile catturarlo. Il soggetto recentemente era andato in Francia, dove lavorava come cameriere, e approfittando delle vacanze pasquali siamo riusciti a rintracciarlo nuovamente sul territorio di Mogliano e a trarlo in arresto in ordine di carcerazione. Un'anziana è stata trovata morta nel garage sotto la sua auto, è giallo a San Fior, le indagini dei carabinieri. Emma Gallo, 81 anni, è stata trovata morta in garage sotto la sua macchina, una Lancia Y. Sotto shock la comunità di San Fior. La pensionata doveva partecipare al pranzo di Pasqua in famiglia. È stato il nipote ad insospettirsi. L'uomo ha notato la finestra del bagno aperta, si è recato nell'abitazione ed ha trovato la nonna senza vita. Accanto a lei alcune buste della spesa già svuotate. Sul posto è stato richiesto l'intervento di un'ambulanza del SUAME 118, ma i sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne la morte sopraggiunta probabilmente già sabato e per cause al momento ignote. La casa è stata posta
posta sotto sequestro. La morte della donna, dai contorni misteriosi, ha portato i carabinieri di Conegliano ad intervenire per svolgere le indagini e fugare ogni dubbio. Secondo i primi accertamenti non ci sarebbero comunque segni di violenza sul corpo dell'81enne. Nelle prossime ore dovrebbe essere disposta l'autopsia. Torniamo ora a parlare di Adriana Coan, la 79enne scomparsa da giovedì scorso. La donna di Vittorio Veneto era uscita di casa per andare al cimitero a trovare la figlia, ma da quel momento è svanita. Nel nulla l'appello del figlio: aiutateci a trovarla. Adriana Coan, 79 anni, sembra scomparsa nel nulla. È stata una Pasqua terribile per i familiari della donna che da giovedì scorso, da quando non è più tornata a casa, la stanno cercando. La sua auto è stata vista transitare sulla rotatoria di Susegana venerdì 19 in direzione Conegliano, località dove non sarebbe mai arrivata. Da quella rotonda la macchina è svanita. Nessuna segnalazione, nessun avvistamento. Questo purtroppo è il dato che lascia così, senza parole, questo che non ci sia nessun segnale da niente, ritrovamento auto, qualcuno che abbia visto qualcosa, qualche passaggio, niente. Adriana, lo vogliamo ricordare, si trovava al volante di una Renault grigia targata CK403RX. La mattina di giovedì scorso era uscita dalla sua casa a Vittorio Veneto per fare la spesa e andare a trovare la figlia al cimitero. Non è mai tornata a casa. I familiari in questi giorni hanno girato le strade sia a Vittorio Veneto che Susegana. Ti rendi conto che giri un'auto su zone, diciamo, dense così, un'auto non può, una persona, diciamo, rimanere lì così senza che nessuno la noti, ecco. Sono giorni di angoscia ma anche di sconforto. Adriana aveva con sé un cellulare vecchio modello che dal giorno della scomparsa è risultato sempre spento. I giorni passano, quindi tra virgolette siamo, non dico pronti al peggio, cioè cerchiamo sempre di essere positivi e pensare magari non proprio in negativo, però mettiamo in conto anche questo. Chiunque avesse notizie chiami immediatamente alle forze dell'ordine. Ed ora le immagini di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Casale sul Sile, in via Zermanese, poco lontano dalla rotatoria di entrata del casello di Preganziol. Coinvolte, come vedete, due auto, una delle quali dopo l'impatto si è ribaltata sulla carreggiata. Un incidente spettacolare ma non grave, il bilancio infatti è di un ferito lieve. Sul posto i vigili del fuoco e l'ambulanza del SUM 118, le forze dell'ordine. Mentre nel tardo pomeriggio in autostrada all'altezza di Cessalto un altro incidente, un furgone è uscito di strada finendo contro il guardrail. L'uomo che era al volante è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, soccorso dal SUM, è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni, sul posto anche i vigili del fuoco. Parcheggio selvaggio vicino alla sua abitazione, un pensionato di Oderzo si è fatto giustizia da solo ma è stato denunciato. Le auto parcheggiate davanti alla sala slot non erano di avventori distratti, ma della titolare e dell'addetta alle pulizie del locale, che avevano quindi stretta necessità di lasciare in zona la macchina per andare al lavoro. Questo però non ha dissuaso un 71enne di origini bellunesi dal vendicarsi di quelle vetture parcheggiate alla bene e meglio vicino alla sua abitazione. Senza farsi troppi scrupoli ha squarciato le ruote, lasciando la 48enne di Motta di Livenza e la sua dipendente, una 46enne romena, letteralmente a piedi. I fatti sono accaduti lo scorso 7 febbraio in via Postumia di Camino a Oderzo. Dopo una breve indagine i carabinieri sono risaliti al responsabile, un residente che è stato denunciato a piede libero per danneggiamenti e che potrebbe essere l'autore di altri gesti analoghi. Ed ora invece ci spostiamo a Pederobba, dove questa mattina si è consumata una tragedia. Sentiamo. Accompagna i suoi operai al lavoro, si accascia a terra e muore. Dramma questa mattina attorno alle 8:30 in un cantiere di via Boschi a Onigo di Pederobba, dove un impresario di 67 anni, residente a Cittadella, ha perso la vita colto da malore. Gianfranco Perozzo, titolare della ditta Perozzo Impianti, con sede nella zona industriale della città murata dell'Alta Padovana, specializzata in impiantistica, aveva appena fatto scendere alcuni dei suoi uomini dal furgone quando si è sentito male. I dipendenti l'hanno visto cadere sull'asfalto, lo hanno immediatamente soccorso in attesa dell'arrivo dei sanitari del SUM 118 da Crespano. Inutile ogni tentativo di rianimarlo, Gianfranco Perozzo è morto nel tragitto verso l'ospedale.
Ultimi preparativi a Vittorio Veneto per l'arrivo il 25 aprile del Capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della liberazione. Particolare attenzione sul fronte della sicurezza e va in tal senso la decisione di mettere in sicurezza gli attuali cestini per la raccolta dei rifiuti ubicati lungo il percorso che farà il Presidente della Repubblica e l'installazione di contenitori antiterrorismo. Ed ora siamo alle elezioni europee, presentazione ufficiale oggi dei candidati trevigiani del Partito Democratico, Antonio Calò e Laura Puppato, immigrazione e ambiente, i temi che hanno messo sul tavolo. Sentiamo. Se riusciamo a dire la verità intorno a quello che realmente sta accadendo a livello di migranti, abbiamo già fatto un passo avanti molto molto importante. Però dopo bisogna avere il coraggio di dare delle risposte. Basta balle, dice proprio così Antonio Calò sulla questione migranti. Il Partito Democratico Trevigiano lancia ufficialmente i suoi rappresentanti in corsa alle elezioni europee di fine maggio, Calò e Laura Puppato, in attesa che venerdì sera alle 18:30 in Piazza dei Signori arrivi il capolista Carlo Calenda. Il Partito Democratico ha presentato il suo programma per questa campagna per le europee, incentrato su 4 capisaldi. L'Europa deve avere al centro le persone, deve essere vicina ai territori, un'Europa protagonista nel mondo e un'Europa profondamente democratica e federale, dove le protagoniste siano le regioni e la filiera delle autonomie locali. Non svicola ma anzi incalza Calò sul nodo immigrazione, ribadisce la sua proposta di accoglienza, 6 persone ogni 5.000 abitanti, sottolineando come lo scambio Europa-Africa vada gestito in chiave positiva. Se noi riusciamo a creare un asse positivo tra la loro spinta, l'innesto, io come lo chiamo, giovane, ma con tutte le risorse che loro hanno, ma in un'ottica però paritetica, allora la cosa cambierebbe completamente. Tema della difesa dell'ambiente primo amore e cavallo di battaglia di Puppato, di cui l'Europa deve farsi carico, dice in maniera significativa. Noi non abbiamo un pianeta B, lo sta dicendo in questi giorni molto efficacemente Greta. In realtà è bene capire che questo pianeta B non solo non ce l'abbiamo, ma abbiamo bisogno di politiche che guidino a livello europeo rispetto al resto del mondo la grande sfida dell'ambiente. Europa che deve essere messa nelle condizioni di legiferare, il Parlamento lo fa ma il Consiglio non ratifica e deve essere in grado di rappresentarsi all'esterno. Riuscire a mettere in campo delle soluzioni che possano trovarci a sfidare il resto del mondo, sia con la difesa, sia per quanto riguarda la politica estera, come Europa, altrimenti non ci resteranno che le beffe che Trump si fa di noi, perché non siamo Stati Uniti d'Europa, non siamo l'Europa dei popoli. L'assessore alla sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarini, ha presentato oggi alla 5ª Commissione del Consiglio regionale una bozza contenente alcune proposte di modifica delle schede ospedaliere che verrà formalizzata nel suo complesso nella giornata di domani. Lanzarini ne ha illustrato i contenuti principali, tra i quali il ripristino come ospedale Spocca Due Gambe dei nosocomi di Montebelluna e Castelfranco. All'ospedale di Castelfranco inoltre vengono inseriti 15 posti letto di chirurgia generale collegati a Montebelluna. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Bus speciali della MOM, è partito il nuovo servizio ed il successo non si è fatto attendere. Tutti al completo i 4 bus messi a disposizione sulle linee 106 e 108, dunque a Pasquetta oltre 500 passeggeri hanno utilizzato il servizio speciale. Ed ora si replica il 25 aprile, promosso anche il servizio Bus and Bike, in meno di 48 ore all'apertura delle prenotazioni ha registrato un immediato riscontro. Sono stati 6 i primi utilizzatori nel giorno di Pasquetta che hanno potuto attestare il servizio di trasporto in bus con la propria bicicletta al seguito. In molti si sono poi organizzati per prenotare altre date disponibili. Visto l'immediato gradimento del servizio, invitiamo ad affrettarsi a prenotare i posti disponibili, che in questa fase sperimentale non sono molti, ha spiegato il direttore Rossi. Il 1° maggio torna a Treviso la storica corsa dei camerieri, l'anticipo in questa settimana con una mostra fotografica che racconta oltre 50 anni di sfide tutte consumate, l'unico giorno dell'anno in cui tutti i camerieri erano in libertà.
Il 1° maggio era festa dei lavoratori, i lavoratori, i camerieri e i barbieri facevano una partita di calcio dopo la corsa, perché ci trovavano tutti, era festa di tutto. Barbieri e camerieri, il giorno delle sfide era il 1° maggio e se il calcio faceva da padrone anche la corsa aveva il suo bel seguito, ovviamente per quelli che correvano tutto il resto dell'anno su e giù tra bancone e tavolini. Era la corsa dei camerieri che a Roma, dove pare sia stata inventata, si teneva sin dagli anni 30. Treviso l'ha importata nel dopoguerra, quando la città storniona ammiccava tra i tavoli di signore e signori. Ecco il diploma del vincitore della prima edizione, data 1° maggio 1950. Da notare chi rilascia il documento era la CGIL, quasi a sottolineare che nella festa dei lavoratori il cameriere non lavorava ma gareggiava, e questi invece sono i volti di quell'epoca, da Neno Abiti con Ciccio Vannin al bar Beltrame sotto la loggia dei 300 ad un giovane Piero Peron, diventato successivamente uno degli uomini del rugby trevigiano, e poi Nino Ziliotto con la moglie all'osteria alla Colonna, solo per citarne alcuni. Immagini raccolte ed esposte da Giorgio Fantine, che questi volti li ha conosciuti tutti, e forse per questo, ma sicuramente per il grande amore per questa città, che Fantino organizza anche quest'anno la corsa. Appuntamento mercoledì 1° maggio al Battistero del Duomo, con i circa 2 chilometri su e giù per la città, con vassoio, tazzine, bottiglie e bicchieri da tenere rigorosamente con una sola mano. Facciamo un percorso via Cornarotta, via Municipio, dopo andiamo via Bianchetti, torniamo, facciamo tutto il Calmaggiore, andiamo giù ai Noli, torniamo verso Piazza Indipendenza, torniamo in Piazza Esperia e facciamo tutto via Palestro, arriviamo ai Buranelli e poi Piazza de San Francesco, Pescheria. Se arriva qualcuno? No, arrivano tutti, arrivano tutti. La novità di quest'anno è la presenza femminile, quindi sfida nella sfida, manco a dirlo, tra signore e signori, questa volta di ristoranti e bar. E se uno vuole iscriversi? Basta che per tempo il venga ai 9:30. E adesso il compleanno di nonna Antonietta, che festeggia 103 anni. È quella della Piemontesina, pezzo popolare che Antonietta Zanchetta cantava sempre da ragazza, e quando l'orchestra ha intonato le prime note lei non ha resistito. Le sere passate alla bottina. La signora Antonietta festeggia così un traguardo importante, 103 anni, classe 1916, nata a Ponte di Piave, racconta con gli occhi lucidi un'infanzia difficile, 11ª di 12 figli. Quando viene alla luce il mondo sta affrontando il dramma del primo conflitto. Quando ero piccola, che sono nata, mia mamma mi ha tenuto in letto 9 mesi, non aveva vestiti da vestirmi, perché gli ha portato via dei piernotti, perché gli aveva da combattere, e quando è arrivata ha trovato a casa libera, senza niente. E così anche andare a scuola diventa difficile, la famiglia ha bisogno che ognuno porti il proprio contributo lavorando. Non mi neanche mandare a scuola e non l'ho neanche fatto a seconda, perché mia mamma aveva bisogno che dei fiori che nasce a lavorare, e mi ha trovato lavoro, e andava a lavorare su un paese, a Negrisia, e gli dava tovaglie da fare con l'azur. E ora sto andando, tirava i schei. Poi arriva il grande amore, Emilio, con il quale si sposa. Quando da fidanzati giravamo per le vie di Ponte venivamo descritti la coppia più bella del Piave, racconta orgogliosa Antonietta. Intanto scoppia la seconda guerra mondiale, per lei arrivano altri momenti dolorosi, la perdita del primogenito, il ritorno del marito dal fronte e la sua morte subito dopo, dovuta ad una malattia contratta durante il rientro. Antonietta però non si ferma, continua a lavorare e ad allevare le sue 2 figlie che qualche giorno fa, insieme ai nipoti e pronipoti, hanno festeggiato i suoi 103 anni. E alla fine ci svela il segreto di tanta longevità. Lavorare tanto e mangiare poco buon, e movimento. Bene, prima di chiudere vi ricordo il nostro appuntamento con 20:10. Questa sera parliamo di ambiente e mobilità sostenibile con il senatore Gianni Girotto del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione Industria e Senato.
e in studio Alessandro Manera, assessore all'ambiente di Treviso. E questa era la nostra ultima notizia e vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Condizioni di tempo ancora piuttosto perturbato sulle nostre regioni, anche se non mancherà qualche pausa più asciutta. Ma vediamo il dettaglio di mercoledì 24 aprile. Sul Veneto sarà instabile con piogge e temporali piuttosto frequenti, alternati a maggiori schiarite soleggiate, possibili soprattutto sul Veneziano e sul Rodigino. Temperature minime tra 9 e 14 gradi, massime comprese invece tra 16 e 22 gradi. Sarà un mercoledì bagnato anche sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, ma non si esclude anche qualche pausa maggiormente asciutta. Temperature minime tra 12 e 14 gradi, massime oscillanti tra 17 e 20 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. I temporali saranno più probabili sui settori meridionali, mentre sui confini alpini sarà più stabile, anche con qualche momento più soleggiato. Temperature minime sui 10 gradi, massime sui 20 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.